Da Radio Napolitania trasmettiamo il discorso di fine anno ai napoletani di Joseph Epomeo alle ore 20:30. Ricordiamo agli ascoltatori che i napoletani sono gli abitanti di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore, Terra di Lavoro, Molise, Capitanata, Terra di Bari, Principato Ulteriore, Principato Citeriore, Basilicata, Terra d'Otranto e Calabria Citeriore e Calabria Ulteriore. Dallo staff di Radio Napolitania ti auguriamo un felice anno nuovo. Buonasera a tutti i napolitani. Questo è un discorso di fine anno che rivolgo ai miei compatrioti napolitani. Non lo faccio perché mi sono autoinvestito di un'autorità virtuale farsesca come alcuni meridionali residenti in Padania e in Francia che creano ridicoli governi provvisori. Vi parlerò come un napolitano che ha preso coscienza della sua vera identità, della sua vera storia e di quale dovrà essere il nostro giusto futuro, cioè un futuro di indipendenza. Sono indipendentista napolitano e tutti mi conoscete. Conoscete la mia dedizione alla causa, conoscete la mia indignazione ogni volta che fanno qualcosa contro la nostra patria napolitana o che progettano qualcosa contro la nostra patria napolitana. Sono indipendentista dalla fine degli anni 90 e avendo più esperienza in questa lotta indipendentista, avendo vissuto le gioie di piccole vittorie e di dolori di momenti difficili e avendo fatto un percorso molto più lungo rispetto a chi si è avvicinato a questa idea da poco tempo, avendo avuto tanti compagni che hanno condiviso una parte di questo mio percorso personale, posso tracciare un bilancio di quello che è stato l'anno che fra poche ore terminerà. È chiaro che il mio è un giudizio soggettivo. Siamo tra indipendentisti e ognuno è indipendente e deve essere indipendente nel suo pensiero e giustamente è libero di condividere o meno, totalmente o in parte, le mie osservazioni. È passato un altro anno e siamo ancora oppressi dall'Italia e questo è ancora possibile purtroppo a causa dell'oppressione del sistema cisalpino, che è il più oppressivo al mondo e anche il più organizzato nel portare avanti questa oppressione contro di noi, anche perché sono anche capaci da carnefici di farsi passare per vittime, ma è possibile anche per molti nostri demeriti e soprattutto per molti nostri difetti che dobbiamo cercare l'anno prossimo di, non dico eliminare del tutto, ma di limare il più possibile se vogliamo avere possibilità di successo, possibilità di migliorare nella nostra azione. È passato un altro anno e ancora non abbiamo costituito un'autentica forza indipendentista napolitana, numerosa, autorevole e coesa. Il sottoscritto l'11 marzo 2012 ha costituito insieme ad alcuni giovani il movimento indipendentista napolitano, tutti giovani napolitani, residenti in Napolitania, e questo movimento indipendentista napolitano ha organizzato due manifestazioni. La manifestazione Ci siamo sfasteriati il 10 giugno di quest'anno a Piazza San Domenico Maggiore e poi un secondo giorno per indipendenza. Ancora nel 2012
ci sono farabutti che sfruttano i nostri problemi e si servono delle nostre rivendicazioni per finalità che nulla hanno a che vedere con la lotta indipendentista. I trasformismi e gli opportunismi sono in ogni ideologia. Li possiamo trovare nelle ideologie di centro, in quelle di sinistra, in quelle di destra, gente malata di protagonismo che persegue altre finalità rispetto all'ideale che hanno dichiarato, qualsiasi esso sia. Io non credevo che questa cosa potesse contagiare anche l'indipendentismo e invece ho dovuto vedere nell'ultimo anno e mezzo che questo è avvenuto, per cui ci sono anche i finti indipendentisti e soprattutto ci sono i finti indipendentisti napolitani che ci hanno fatto perdere in quest'ultimo anno e mezzo altro tempo prezioso per la nostra lotta. In quest'anno, come nel 2011, sono aumentate le persone che sentono e comprendono l'esigenza di tornare a essere indipendenti dall'Italia, così come lo eravamo fino al 1860. Queste persone si sono avvicinate a questa lotta perché hanno letto libri di successo che sono stati pubblicati in questo periodo, perché in un certo senso c'è stata una reazione ai festeggiamenti della sedicente unità d'Italia, anzi dovremmo chiamarla la più grande truffa della storia, perché l'unità d'Italia è stata la più grande truffa della storia, una grande truffa ai danni del popolo napolitano, e nel opporsi da parte di alcune persone che conoscono la vera storia da molti anni a questi festeggiamenti, nell'opporsi sono riusciti a contattare tante altre persone che si sono avvicinate, e queste persone però desidero ricordare che non basta esprimere la propria volontà di tornare indipendenti proclamandola sui social network, bisogna agire nella vita reale e nella società di cui facciamo parte, e tanti sono i modi in cui si può agire. Si può agire cercando di boicottare i prodotti cisalpini, si può agire non facendo cose incoerenti come dare il voto ai partiti tricolorati, si può agire manifestando quando viene offesa la nostra storia, la nostra dignità di popolo, essere presenti alle manifestazioni che si organizzano, si può agire cercando di difendere i nostri interessi. Mi ricordo quando sono diventato indipendentista alla fine degli anni 90 del secolo scorso, quando dicevo ai miei interlocutori io sono napolitano e non mi ritengo italiano, allora ero quasi da solo a sentire la mia vera e antica identità ed era difficile rapportarsi con gli altri. Sembrava che la nostra vera coscienza nazionale fosse morta, perché molti mi vedevano come un alieno quando dicevo di essere napolitano negli anni 90, e molti non capivano quando dicevo io sono napoletano e non sono italiano, confondevano l'essere napoletano come cittadino di Napoli dall'essere napoletano come appartenere a una nazione. È stato un lavoro molto duro, è stato difficile convincere tante persone, però proprio ieri mi è arrivata un'attestazione di stima da parte di un mio carissimo e vecchio amico che ha detto: ti ringrazio di avermi fatto capire quanto è importante essere orgogliosi di essere eredi del regno delle due Sicilie. E questa è stata una cosa molto importante, una soddisfazione per anni che ho cercato di far capire qual era la nostra vera identità. E mi ricordo quando ho aperto il blog Orgoglio Napolitano il 5 settembre 2007, allora nessuno più pensava che essere napolitani come nome degli abitanti della parte continentale dell'ex regno delle due Sicilie fosse più conveniente.
e praticamente mi dicevano: ma perché dobbiamo sentirci napolitani dall'Abruzzo alla Calabria? Non è una cosa ben fatta, la gente non lo capirebbe più, oramai è passato. E sentivo anche espressioni del tipo siciliani e meridionali, dove i meridionali erano abitanti della parte continentale delle due Sicilie. Nel 2007 poi sentivo anche altri discorsi, molti si chiedevano: ma come avrebbe dovuto chiamarsi il territorio della parte continentale delle due Sicilie? E dopo tante discussioni, dopo che molti avevano pensato a nomi assurdi, il sottoscritto si ricordò di un manoscritto della fine del XVIII secolo che avevo letto, un manoscritto in inglese, dove praticamente lo scrittore chiamava il territorio dell'ex regno di Napoli Napolitania. Era il nome giusto per chiamare in modo moderno il nostro territorio. Anticamente il territorio del regno di Napoli, dagli Abruzzi alle Calabrie, era chiamato napoletano, come l'abitante. Oggi si chiama napoletano solo il territorio della provincia di Napoli, dell'assetto istituzionale dello Stato italiano. Certo, chiamare il territorio dell'ex regno di Napoli oggi come il suo abitante, cioè napoletano, creerebbe confusione, mentre usando il toponimo Napolitania si identifica lo stesso territorio in modo identitario, perché Napolitania vuol dire terra dei napolitani, come Germania vuol dire terra dei germani, e Slovenia, terra degli sloveni. Ebbi coraggio nel 2007 di aprire il mio blog e chiamarlo Orgoglio Napolitano. Altri al posto mio in quello stesso periodo storico l'avrebbero chiamato tranquillamente Orgoglio Meridionale, per paura di non avere successo. Invece da subito il blog ottenne successo, i miei articoli erano letti e il blog era visitato da migliaia di persone al mese. Anche i figli indipendentisti, che in quest'ultimo anno e mezzo hanno ingannato tante persone, hanno attinto, anzi diciamo più che hanno attinto, hanno copiato le idee e le hanno strumentalizzate proprio dal mio blog. E ancora oggi, che su questo blog ci scrivo pochi articoli all'anno, ancora ci sono 1500 visite al mese, per cui ha svolto un ruolo molto importante per la maturazione dell'idea identitaria, dell'idea indipendentista napolitana. La storia del mio blog, di come la mia iniziativa personale di chiamarlo Orgoglio Napolitano ed insistere sul nome napolitano, pur essendo solo, in quel settembre del 2007, è la dimostrazione come ognuno di noi, con la sua azione, con la sua determinazione, può essere decisivo. Ecco perché poi, quando è chiesto alle persone: venite alle manifestazioni, bisogna esserci, e non pensare, dice, la manifestazione forse non riesce, oppure pensare vabbè ma ci verranno altri, oppure pensare, ecco la cosa più brutta, e vabbè ma che fa? Vengo, non vengo, una persona in più, una persona in meno, che differenza fa? No, una persona fa la differenza, ognuno di noi può fare la differenza. Anzi, farà la differenza tra l'indipendenza e rimanere oppressi. Perché, ecco, proprio il blog mio lo dimostra. Ho deciso di aprire il blog Orgoglio Napolitano, ho preso un rischio, l'ho fatto da solo e oggi si vedono i risultati. E penso che se molte persone oggi dicono io sono napolitano e non mi sento italiano, voglio credere che una parte di questo merito sia il mio, perché alla fine degli anni 90 lo dicevo solo io, oggi invece siamo già molte centinaia di persone a dirlo. Il 2012 è stato l'anno in cui è nata la web radio Radio Napolitania. Radio Napolitania è nata il 13 luglio
e proprio lo stesso giorno che l'ho fondata insieme a Francesco Nettuno e Enrico Dauria abbiamo fatto una trasmissione di prova dove spiegavo qual era il territorio della Napolitania e perché era giusto che la Napolitania rivendicasse un'autonomia intesa sia come un regime di ampia autonomia sia come addirittura indipendenza. Trasmissione di pochi minuti. Dopo sono seguite molte altre trasmissioni, abbiamo fatto trasmissioni sportive e trasmissioni culturali. Trasmissioni sportive col titolo di Napolitania Sport, condotte da Francesco Nettuno e Enrico Dauria, e 2 trasmissioni olimpiche sono state condotte dal sottoscritto. Poi c'è stata una trasmissione dove siamo stati tutti e 3 a fine novembre. Poi ci sono state trasmissioni culturali, Nazione Napoletana, che ho curato personalmente, ho condotto, tranne una puntata che mi sono fatto sostituire da Enrico Dauria, per un totale di 18 puntate. Ora la trasmissione culturale Nazione Napoletana parla di cultura e dell'identità napolitana. Chi ha seguito le trasmissioni sa che ho spiegato varie cose di storia, ho parlato di personaggi storici napoletani importanti, ho spiegato quali sono le caratteristiche della nostra nazione napolitana, il territorio della Napolitania, perché siamo distinti dagli altri popoli italiani ed europei. Insomma, chi ha seguito la trasmissione lo sa, e chi non l'ha seguita ancora può sempre andare sul sito di Radio Napolitania, caricarsi i files delle trasmissioni, oppure può cliccare sulle vecchie trasmissioni e seguire un poco le trasmissioni. Poi c'è la trasmissione sportiva Napolitania Sport di Francesco Nettuno e Enrico Dauria, e qui questa trasmissione parla prevalentemente di calcio e ha parlato delle squadre napolitane impegnate, ahimè, ancora nel campionato italiano, nella Federazione Italiana Gioco Calcio, una web radio che è la web radio del territorio napolitano e della nazione napolitana. Perché parlare di sport e parlare solo ed esclusivamente delle squadre napolitane? Perché l'indipendentismo non è un'idea politica come tutte le altre, ma è una modalità di vita, è uno stile di vita, e va vissuto in tutti gli aspetti della vita, anche nello sport. Per questo parlare solo ed esclusivamente delle nostre squadre, ignorando le squadre che non fanno parte del territorio napolitano, rapportate anche a quelli che sono i loro impegni sportivi. Anche il Napolitania Sport spesso sono stati lanciati appelli contro il razzismo che si fa nei confronti dei napoletani e dei napolitani negli stadi sportivi, appelli contro altri comportamenti antinapolitani che avvengono durante le manifestazioni sportive, e Francesco ed Enrico sono stati molto bravi a perorare queste cause, per cui anche nelle questioni sportive la Radio Napolitania porta avanti le idee indipendentiste, pur non essendo una radio di un partito o di un movimento, è comunque a servizio della causa, e speriamo che l'anno prossimo, 2013, lo sia ancora di più, in maniera migliore, anche perché poi negli ultimi giorni ho risentito i file registrati delle prime trasmissioni, ho visto come Francesco e Enrico sono molto migliorati, diventati molto più spigliati rispetto alla prima trasmissione che hanno fatto esperienza, anche il sottoscritto è andato meglio, se l'è cavata meglio. La cosa importante di Radio Napolitana è che sta valorizzando il talento di Francesco e Enrico su queste cose tecniche come la web radio, sta valorizzando la loro competenza
nel commentare gli avvenimenti sportivi. Un altro scopo dell'indipendentismo è quello di valorizzare i talenti dei napolitani che, vivendo in un'Italia che opprime i napolitani, perché fu deciso già nel 1860 dal primo presidente della Banca d'Italia, i napolitani non devono più intraprendere, e nel non dover intraprendere non devono certamente utilizzare il loro talento, o se lo devono utilizzare a servizio di paesi stranieri o della Padania o di altri paesi, ma non lo devono certamente utilizzare a casa loro. Ecco, lo scopo dell'indipendentismo è anche questo, è quello di valorizzare i talenti dei napolitani nella loro terra, dove invece dal 1860 vengono scoraggiati e avviliti. E se con Radio Napolitania sono riuscito a incoraggiare e a valorizzare il talento di Francesco De Rico, perché questa è stata una cosa che è partita da una mia idea e dalla mia volontà di farla, ed è stata un'idea che Francesco e Enrico hanno accolto con entusiasmo e si sono fatti portare da questa idea. Oggi la sentono come una loro iniziativa, e in fondo è una creatura di tutti e tre Radio Napolitania. Ecco, il 2012 è stato l'anno di nascita di Radio Napolitania. Colgo anche questa occasione per ricordare i siti www.duesicilie.net. Questo sito è aperto dal 25 luglio 2008, e poi il sito www.napolitania.net, dove ci sono le copie degli articoli pubblicati sul blog Orgoglio Napolitano, e su ogni pagina web dove sta ogni articolo ci sta alla fine link originario anche sul blog Orgoglio Napolitano, oltre a esserci link di tutte le trasmissioni di Radio Napolitania. Ho parlato di alcune delle esperienze di quest'anno e anche degli anni precedenti in campo indipendentista, perché volevo dimostrare con le mie esperienze e con quelle di coloro che mi sono stati vicino, soprattutto recentemente, proprio questa tesi, che ognuno di noi col suo attivismo può fare la differenza in positivo o in negativo. Farà la differenza se sarà attivo e la farà in positivo, e farà la differenza in negativo se farà solo chiacchiere. La nostra patria era il sorriso del Signore, la provvidenza la faceva abbondante e prospera, lieta e tranquilla, gaia e bella, aveva leggi sapienti, morigerati costumi e pienezza di vita, aveva esercito, flotta, strade, industrie opifici, templi e regge meravigliose. Aveva un sovrano nato napoletano e dal cuore napoletano. L'invidia, l'ateismo e l'ambizione congiurarono insieme per abbatterla e spogliarla. Questo l'ha scritto Giacinto De Sivo. E io dico che dobbiamo ricostruire quanto ci hanno levato, per cui ritornare ad avere leggi sagge, tornare ad avere l'esercito, la flotta, le strade, le industrie, i templi, monumenti meravigliosi, ogni tipo di infrastruttura e tutto quello che si può costruire di positivo quando ricostruiremo lo Stato napolitano. Io auguro che a questi desideri ci possiamo avvicinare moltissimo con le attività dell'anno che sta per cominciare,
Perciò il primo augurio che faccio ai miei compatrioti napolitani è quello di mantenersi forti nella fede, nella causa indipendentista, di mantenersi forti moralmente davanti a tutte le difficoltà che saranno di fronte a noi, di mantenere la fiducia nel popolo napolitano e nella nostra terra. Inoltre auguro di mantenersi bene in salute a tutti quanti, e questa stessa buona salute la auguro ai familiari di tutti i nostri compatrioti e di tutti gli indipendentisti in particolare. E l'ultimo augurio è che l'anno che sta per venire sia uno degli ultimi, sarebbe auspicabile che sia proprio l'ultimo sotto la dominazione italiana. Quello che io ho appena augurato ai miei compatrioti è quello che mi auguro anche per me stesso e viene dal profondo del mio cuore. Viva la Napolitania libera e indipendente e felice anno nuovo!